gradoni, questa magnifica gradinata che è attorno al nostro palco. Se vuoi accomodarti anche tu sui nostri gradoni, grazie. E chiamiamo l'ultima associazione, l'ultimo gruppo storico che ci allieterà con un corteo e con delle danze. Ritorniamo nel Settecento in questa grande dimostrazione di moda anche, perché abbiamo visto, voi due potete stare qui, prego signori, nel parterre, grazie. Dicevamo, abbiamo anche dato una dimostrazione di moda, come ci si vestiva nel 500, nel 600, nel 700 e nell'800. Oggi è una giornata che direi è dedicata alla moda, fashion, e non dico altro. Fashion, è una giornata fashion. E qui sento dei lanci delle piccole esche. Ma non dico altro, e invito sul palco le maschere di Mario del Settecento veneziano. Nous accueillons l'association Les Maschere di Mario du XVIIIe siècle, et c'est un vrai défilé de mode, hein. Un défilé de mode du XVIIIe siècle. Sì, ne abbiamo viste di tutte, poi abbiamo visto gli amici a Carnevale, invece le variazioni sul tema legate al Carnevale, mentre qui mi sembra siamo un po' più filologici, un po' più precisi. Il primo c'è il Cispeo, poi riprendono i grandi quadri, i quadri, se voi andate per esempio al museo di Carezzonico, che è proprio dedicato al Settecento veneziano, e voi avete la fortuna di vedere qui dal vivo quello che lì potreste vedere dipinto, quindi è un invito a vedervi. Il museo di Carezzonico è veramente straordinario, ma qui abbiamo un ulteriore 3D, possiamo vedere dal vivo i quadri in movimento, compresi i nostri magnifici procuratori che vedo arrivare. Giustamente il Doge li avrà mandati a sovrintendere i festeggiamenti come si usava all'epoca. E si mettono ai lati del nostro direttore artistico Macapanni, come a dire: stai appena attento a te a quello che fai. E i due procuratori, io se fossi in te starei alla larga. Mario, il palco è vostro.